In Veneto tornano le mascherine contro il Covid. Questa l'apertura del Gazzettino di Belluno di oggi, che in prima pagina, nella parte regionale, sottolinea che la regione raccomanda il ripristino delle mascherine FFP2 nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo. L'utilizzo consigliato anche per i visitatori. Nuovi vaccini, arrivate le prime 38.000 dosi. Spiega il Gazzettino. Si raccomanda l'utilizzo della mascherina FFP2. Questo è il passaggio centrale della circolare che il direttore generale della Sanità Veneta ha inviato alle aziende sanitarie e ospedaliere del Veneto, invitandole a ripristinare l'utilizzo dei dispositivi anti-Covid negli ospedali e nelle strutture sociosanitarie da parte di operatori, pazienti, ospiti e anche visitatori. Saranno intensificati pure i tamponi al personale e le misure di sorveglianza, visto l'aumento dei contagi. Questa la notizia in maggiore evidenza in apertura del Gazzettino di Belluno, ma nella parte regionale del giornale c'è anche un'altra notizia che interessa e riguarda direttamente la provincia di Belluno. Luxottica Safilo, la corsa agli occhiali intelligenti. Da una parte i Ray-Ban Smart con Meta per Luxottica, dall'altra i Carrera con Alexa di Amazon per Safilo. Le due aziende stringono intese con i giganti del web per i nuovi prodotti. I dispositivi consentono di essere sempre connessi e di trasmettere immagini e anche di riprodurre musica. Ma andiamo alla parte del giornale che riguarda direttamente la provincia di Belluno e che si apre sottolineando la difficoltà di accoglienza dei migranti in arrivo. Il rebus alloggi, scrive il Gazzettino. Oggi sarà il turno di altre 9 persone, fra cui 3 minori. La tenda di emergenza allestita a Cavarzano non basta più. La Croce Rossa è rimasta l'unica associazione ad evitare che finiscano sulla strada, ma siamo stanchi anche noi, dicono i suoi dirigenti. E il tema viene approfondito anche nelle prime pagine della parte di Belluno del Gazzettino. In arrivo altri migranti, l'incognita dell'alloggio. Mercoledì sera erano giunti altri 3 minori. Abbiamo pagato di tasca nostra un B&B per tutti, sottolineano ancora dalla Croce Rossa. Paolo Zannoni, per gli ucraini c'erano tante associazioni, ora siamo rimasti soltanto noi. E ancora, sempre relativamente alla Croce Rossa, c'è la ricerca di nuovi volontari. In agenda un corso di formazione per potenziare la presenza della Croce Rossa all'interno della casa di riposo delle Marmarole a Pieve di Cadore. La Presidente: siamo presenti dai tempi del Covid e il nostro ruolo è cresciuto. Il 10 e 13 ottobre 2 serate di presentazione. Proponiamo e gestiamo momenti ricreativi, dalla lettura dei giornali ai giochi di società. Questa è la funzione svolta all'interno della casa di riposo dai volontari della Croce Rossa. E sempre per quanto riguarda l'apertura del bellunese verso l'esterno, verso anche i migranti, pasta e fagioli e couscous al pranzo cristiano-islamico, raccolti fondi per i terremotati del Marocco, e c'è il resoconto dell'iniziativa che si è svolta domenica scorsa con un pranzo di beneficenza a cui hanno partecipato circa 200 persone sensibili alla sorte e alle difficoltà dei terremotati del Marocco, per i quali hanno donato una somma di beneficenza.
Ma cambiamo argomento, rimanendo sempre a Belluno. C'è stata la presentazione della rassegna Oltre le vette, rassegna che offrirà 40 eventi, tra cui 10 serate al Teatro Comunale e la presentazione di 11 libri. Si parte il 6 per finire il 15 ottobre. Sarà una kermesse di riflessione sul rapporto con le cime in abbinata con i 30 anni del parco e il 60° del Vajont. Tra le novità, con la geologia, l'Open Space in Piazza Martiri e le celebrazioni per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Porteremo in città l'alpinista Barmasse, ma anche lo spettacolo di Ferrari sull'assalto alle Dolomiti. Queste due anticipazioni di quanto proporrà la rassegna Oltre le vette, che si propone come promozione del territorio e come evento capace di parlare a tutti gli appassionati della montagna. Siamo sempre sulle pagine del Gazzettino di Belluno. Il ferro non arriva, slitta la chiusura del ponte. Si parla dei lavori previsti al ponte della Veneggia che più volte sarebbero già dovuti partire e che ora pare potranno partire in gennaio. La ditta per fare i lavori c'è, ma mancano le materie prime. Così l'opera, che bloccherà per 2 mesi la Veneggia, dovrebbe partire in gennaio. Si tratta del completamento della pista ciclopedonale. Con il cantiere sarà interdetto quel punto della statale 50. Spiega l'assessore di Belluno Roccon, era impossibile iniziare prima del 20 novembre, non potevamo lasciare i lavori sotto le feste natalizie. Giovani industriali, oggi in assemblea a Belluno. Le sfide del futuro non sono miraggi. Oggi anche l'elezione del nuovo presidente, poi incontri nelle scuole. E da Belluno andiamo a Feltre. Scoppio a Farra, comune in prima fila. Incontri in municipio tra l'amministrazione comunale e gli sfollati del condominio di Via Rio, colpito da uno scoppio fra il 14 e il 15 aprile scorso. L'ammontare complessivo dei danni supera i 700.000 euro, sfollate 13 famiglie che non sono mai rientrate ancora in casa. La scuola elementare di Villabruna ora è più sicura. L'assessore dalla Palma spiega: gli scolari, grazie ai volontari, potranno accedere senza problemi. Rete fognaria locale. BIM GSP realizzerà nuove linee nel comune di Seren del Grappa, secondo un progetto che sarà illustrato prossimamente ai cittadini da parte dell'amministrazione comunale. E da Cesio Maggiore, medici, turnover troppo alto, il comune cerca soluzioni. In consiglio comunale il sindaco Carlo Zanella ha ripercorso le difficoltà del paese. Programmazione per gestire la sanità in montagna, questo è l'auspicio del primo cittadino di Cesio Maggiore. E a Querovas il via alla sagra della zucca. A Caorera inizia la festa. Malore in corsia mentre lavora in casa di riposo. Paura a Longarone per un operatore sociosanitario. L'allarme ieri alle 17:30. L'operatrice di 46 anni, subito soccorsa dall'infermiere di turno. L'elettrocardiogramma fatto nella struttura è letto in tempo reale dal cardiologo all'ospedale San Martino, escluso per fortuna l'infarto. Ed eccoci ad Agordo, rinasce il ponte piegato da Vaia. La passerella verso l'azienda Luxottica venne bloccata nel 2018 dalla tempesta Vaia. Ieri l'inaugurazione della nuova passerella costruita dalla regione.
In quei giorni di Vaia 3.000 metri cubi di materiale scesero del torrente, intasando il passaggio e precludendo la viabilità verso la fabbrica. Ha spiegato in occasione dell'inaugurazione l'assessore regionale Bottacin. In questa zona di Agordo investiti quasi 3 milioni di euro dalla regione per lavori idraulici e la messa in sicurezza. E ancora da Agordo, serate d'autunno con il CAI, inizia il ciclo di incontri. 2 barelle e 2 corde, iniziammo così 60 anni fa. La stazione del soccorso alpino Valpettorina Marmolada celebra l'anniversario di fondazione. Nata nel 62, la festa per l'evento è slittata quest'anno, dopo la tragedia del ghiacciaio dell'estate scorsa. Le scuole, presidio fondamentale. Ieri il provveditore agli studi della provincia di Belluno ha fatto visita all'Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Cadore, evidenziando come la forza della montagna sia nei giovani. In alcuni territori, ha detto, come quelli montani, c'è bisogno di una maggior presenza delle istituzioni. E dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi, che apre l'edizione odierna con questo titolo: l'estate settembrina fa il pieno sulle Dolomiti. Negli alberghi coperto tra il 50 e il 60% dei posti letto, presenti soprattutto stranieri, soddisfatti gli operatori, peccato soltanto per gli impianti di risalita chiusi. Questo un po' il rammarico degli operatori, evidentemente soddisfatto per l'afflusso ancora molto importante di turisti, afflusso che vorrebbero fosse valorizzato a pieno. Boschi, meno burocrazia per le imprese forestali. Confartigianato e Coldiretti di Belluno plaudono l'emendamento del senatore De Carlo che toglie i vincoli paesaggistici su alcune foreste. Così, sottolineano, si agevolano le nostre imprese e un intero comparto vitale per l'economia bellunese. Troppo turnover tra i professori di sostegno, bimbi in difficoltà. L'appello lanciato da un gruppo di mamme con figli disabili: chiediamo più stabilità anche nei servizi specialistici a servizio e a tutela dei loro figli. E poi un'altra giornata difficile per Dolomiti Bus, perché ci sono altri 17 autisti non disponibili. Azienda di trasporto pubblico locale è costretta a tagliare 73 corse e c'è anche il lungo elenco delle corse destinate oggi a saltare. Tensione in questura a Belluno. Armato di coltello, minaccia il suicidio. L'uomo era stato disarmato una prima volta in via Feltre, poi è spuntata un'altra lama. Gli agenti sono riusciti a disarmare l'uomo prima che potesse farsi male, ma in questa operazione un agente è stato ferito. Accoglienza migranti, 2 milioni di euro per gestire 28 posti. Bando del Comune di Belluno per garantire servizi di inclusione. Oggi è previsto l'arrivo di 9 profughi, tra cui 2 minori. Fab Lab. Casol, Alessandro Casol, nuovo presidente. Cambio della guardia alla guida del laboratorio digitale di Belluno. Vogliamo diventare un punto di riferimento del territorio. La sottolineatura del nuovo presidente. Vajont, l'acqua santiera torna a Longarone, è stata rinvenuta in una villa di Conegliano. Fu raccolta sul Piave dopo la tragedia. L'avvocato Gragis l'ha fatta restaurare e domani la riconsegna al sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Ed eccoci a Feltre.
Sospeso lo sciopero ad Hollywood, una boccata di ossigeno per la ex Manfrotto. La fabbrica ha pagato caro lo stop della cinematografia USA. Crolla il prezzo dell'alluminio, preoccupate Idro e Pandolfo. Questo è il titolo che presenta un articolo che fa un po' il punto sulla situazione di queste aziende feltrine, con una boccata d'ossigeno, un sospiro di sollievo per la ex Manfrotto, oggi Videndum, fabbrica di cavalletti fotografici ma anche di altri impianti, di luci in particolare, per gli studi cinematografici. Con la soluzione della crisi negli USA dovrebbe anche riprendere la richiesta di questi prodotti. Una targa per Arturo Pescarolo, ucciso dai nazisti in Val Canzoi. Domani alle 11 l'inaugurazione al centro di educazione ambientale per proteggere i partigiani, diede informazioni errate ai tedeschi. La cronaca viene da Cesio Maggiore. E trasferiamoci ora ad Arsier, il ritorno di Ivano Fauro. L'ex sindaco rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura per le elezioni amministrative 2024. Dopo 10 anni la decisione di tornare a occuparsi del paese, squadra pronta e alternativa all'attuale amministrazione, sottolinea. Sospirolo. Il TAR dà il via libera, potrà ripartire l'iter per fare i parcheggi davanti all'asilo. Una famiglia non aveva autorizzato l'uso dei suoi terreni. Il sindaco, speriamo, non si vada al Consiglio di Stato. C'è infatti sempre la possibilità di appellarsi al Consiglio di Stato contro le sentenze del TAR. Borgo Valbelluna, sentinelle di quartiere, gli anziani da domenica saranno meno soli, grazie a questo servizio che si propone proprio di offrire un maggiore controllo del territorio. Sanità. La decisione è presa a Ponte nelle Alpi, sarà quello di Col di Cugnan l'ambulatorio che chiude. E siamo ad Agordo, verso Valcozzena, in estrema sicurezza, nuova passerella sul torrente Bissoliga, inserita in un più ampio progetto di regimazione da 1,4 milioni, è principalmente al servizio di quanti lavorano in Luxottica. Ieri l'inaugurazione, che è testimoniata anche da alcune fotografie. E a Livinallongo parte da lontano la rincorsa di Oscar Nagler. Devo spiegare perché vorrei essere sindaco, e c'è un'intervista a questo prossimo candidato alle elezioni amministrative. A Staulin, a Cortina, si raccoglie il grano. È un sogno che si realizza. Dopo 50 anni si torna a mietere a Cortina, grazie all'intraprendenza di un agricoltore, Alessandro Bettio. Da un lustro cercava di arrivare a questo risultato. Quest'anno finalmente c'è riuscito. Oltre un quintale prodotto a 1350 metri di altitudine. Il mio obiettivo è farmi il pane da solo. E anche in questo caso non mancano le fotografie che testimoniano l'evento. Cortina ha bisogno della pista da bob, più per il movimento che per i giochi. Questa è l'opinione di Simone Bertazzo, di Pieve di Cadore, ex atleta e oggi tecnico azzurro. Quelli che contestano l'impianto non sono del posto, sottolinea. E poi una pagina dedicata alla presentazione della rassegna Oltre le vette di Belluno. Una rassegna, scrive il Corriere delle Alpi, che fa luce su prospettive e futuro del vivere
le terre alte. Cartellone molto ricco per la prestigiosa iniziativa con omaggi al Vajont e al Parco Nazionale delle Dolomiti. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.